Il progetto SAFE coinvolge svariati settori industriali, quali lo sport system, i dispositivi indossabili per il lavoro, l'occhiale e la moda calzatura. Tutti dispositivi che presentano un vantaggio competitivo a livello sicuramente nazionale, ma anche europeo e in alcuni casi a livello mondiale. Il progetto SAFE nasconde nel suo acronimo Smart Creativity for Safety and Restart quelli che sono gli ingredienti e gli obiettivi del progetto, ovvero lo sviluppo di strumenti creativamente intelligenti per quanto riguarda la sicurezza del consumatore e del lavoratore, nonché per la ripresa tenace e resiliente delle nostre aziende. Il progetto ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli atenei presenti sul territorio veneto, i quali hanno messo in gioco le loro competenze in ambito ricerca e innovazione, che si sono sinergicamente accoppiate con le competenze tecniche e tecnologiche e la creatività delle nostre imprese, permettendo quindi di raggiungere i complessi obiettivi del progetto SAFE. Tutte le attività sono state coordinate da strutture associative presenti sul territorio. Ora vediamo quindi alcune delle sfide che sono state raggiunte all'interno del progetto SAFE. Una prima sfida ha riguardato la digitalizzazione dei dispositivi per lo sport system e dei dispositivi indossabili per il lavoro. L'obiettivo originario consisteva nel monitoraggio dei contatti e nel mantenimento del distanziamento sociale. L'obiettivo è stato raggiunto e inoltre si è evoluto portando allo sviluppo di sistemi sensoristici finalizzati al monitoraggio della performance e all'ottimizzazione della performance sportiva stessa. Un secondo obiettivo ha riguardato lo scarpone da sci e in particolare ha riguardato lo sviluppo di una piattaforma software completamente virtuale per la gestione dell'intero processo che riguarda lo scarpone, il nostro prodotto scarpone da sci. Nello specifico si è provveduto alla realizzazione di una piattaforma virtuale software che permette di sviluppare tutta una serie di azioni che vanno dalla ideazione del prodotto per passare alla progettazione di prodotto e di processo produttivo e per arrivare infine alla fase marketing attraverso tecnologie di rendering. La piattaforma consente ovviamente in un'ottica Covid di minimizzare la necessità di interazione tra lavoratori e di massimizzare quelle che sono le possibilità di smart working, ma permette dall'altra parte azioni aggiuntive, quali ad esempio l'ottimizzazione del prodotto, un'ottimizzazione strutturale con riduzione del peso e riduzione della materia plastica utilizzata per la fabbricazione dello scarpone, quindi in un'ottica di ecosostenibilità, e un'ottimizzazione biomeccanica che permette di ottimizzare il comfort dello scarpone ed evitare fenomeni fastidiosi quali ad esempio la sensazione di gamba fredda che si verifica in conseguenza del serraggio dello scarpone. Un ulteriore obiettivo nel contesto sempre dello scarpone da sci ha riguardato la realizzazione di prototipi funzionali. Cos'è un prototipo funzionale? Un prototipo funzionale è appunto un prototipo realizzato mediante tecnologie di stampa 3D in grado di mimare il più possibile le proprietà meccaniche e strutturali dello scarpone stesso. Questo risulta essere fondamentale per garantire un notevole vantaggio competitivo per le nostre aziende, in quanto permette la realizzazione di prodotti customizzati, importanti sia per gli atleti top level, ma anche per soggetti patologici che presentano particolari esigenze. Infine, ulteriori obiettivi hanno riguardato il settore moda e il settore dell'occhialeria. Per quanto riguarda il settore dell'occhialeria, abbiamo sviluppato dei dispositivi per la sanificazione di visiere e montature. Nato in epoca Covid, risulta essere comunque assolutamente attuale, in quanto questi dispositivi permettono la sanificazione della montatura dopo che è stata provata dalla clientela.
In ambito moda calzatura si è lavorato su cuoio e pelle, innanzitutto allo sviluppo di agenti antimuffa, antivirali e antibatterici per l'igiene e la salubrità della calzatura, e poi allo sviluppo di reagenti ecosostenibili per le fasi di concia ai fini della riduzione dell'impatto ambientale che caratterizza questo processo. In conclusione, possiamo quindi affermare come il progetto SAFE abbia raggiunto degli obiettivi necessari nei confronti di un mercato che vede una clientela sempre più esigente e sempre più mutevole.